Buongiorno da Portoviro, come ogni anno arriva Natale e siamo qua dal maestro Ludovico Antico che ogni anno ci vuole stupire con effetti speciali, anche quest'anno un presepe straordinario. Innanzitutto come stai Ludovico, tutto bene? Tutto bene, sì, grazie. Allora, Io ne approfitto, ne vorrei approfittare diciamo per dire un qualcosa e ringraziare la gente che l'anno scorso sono venuti qua a vedere il presepio, che sono state più di 500 persone. E fare l'invito a venire a vedere questo presepe dal vivo, venire qua dal vivo e sono i benvenuti. Venite a trovarmi e vi aspetto. Ludovico, grazie intanto dell'invito. Io ne approfitto perché sono uno dei primi che lo vedo, perché quest'anno hai fatto delle novità. Allora, adesso riprendiamo il tuo presepe e spiegaci cosa hai fatto di nuovo quest'anno. Quest'anno c'è il ruscello con il mulino, il ruscello che scende l'acqua, dopo c'è il fumo che esce dal camino perché c'è il fuoco acceso nella baita, che dopo le baite si accenderanno più tardi, ecco, anche quella là c'è il fuoco, ecco, abbiamo fatto la montagna, le Dolomiti, perché io sono un ex alpino, allora sento la mancanza della montagna. La domanda è, ma quanto tempo ci metti a fare sta roba qua? Allora io ho iniziato prima di Pasqua. Quindi E ho finito 2 settimane fa. 7 mesi. 7 mesi? Sì, aprile andiamo a fine ottobre. Però soddisfazione che hai detto l'anno scorso 500 persone, spero che anche le nostre intervistine possano aiutarti, sì. Perché poi merita veramente, guarda, io provo a fare una carrellata, aspetta guardiamo. Le statue quest'anno le fate tu o? No, sono le stesse dello scorso anno. Però tante sono fatte proprio da te. Sono state diciamo coperte perché l'anno scorso è stato fatto in tema arabo, là c'è caldo, diciamo in Palestina c'è caldo, no? Mentre qui avendo fatto un presepe di montagna ho dovuto coprire lo Zampognaro, le altre statue, insomma, quelle che erano a mezze maniche, ecco, oppure a gambe scoperte. Che dire, Ludovico, io rimango stupito ogni volta, ti faccio i complimenti perché veramente è straordinario. Poi magari la telecamera non rende tanto, però venire dal vivo è molto meglio. Sì. E quindi ripetiamo l'invito. Sì, spero che la gente venga a vederlo dal vivo. È un presepe che merita di essere visto dal vivo. E venite a trovarmi, sarete i benvenuti. Ecco, ricordiamo che siamo a Portoviro, la strada è via Mazzini che porta da Contarina Donada per chi abita da queste zone, proprio davanti all'ex Party Club. Esatto, sì. Grazie, buonasera. Grazie a te Ludovico, è sempre un piacere venirti a trovare, è sempre un piacere che tu mi chiami perché vuol dire che aiuto anch'io a far conoscere le tue opere d'arte. Io ti ringrazio Leandro del tuo servizio.